buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria ancora una volta dal 21 di febbraio per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. La nostra giornata oggi funziona così. Adesso staremo in onda in diretta ancora un'ora parlando con assessori, sindaci, persone del mondo produttivo, esponenti della politica veneta. Parleremo con loro della situazione dell'emergenza coronavirus per capire questa realtà che stiamo vivendo, vedendola da più punti di vista. Avremo sempre che le connessioni funzionino, perché vi ricordiamo che è indispensabile in questo momento per la sicurezza sanitaria di tutti non avere ospiti in studio, quindi qui in studio da noi non viene nessuno come succedeva invece una volta, e avremo invece collegamenti via Skype. Dovremo avere Marco Calaon, presidente del consorzio dei vini DOC dei Colliugani, per fare il punto sul settore vinicolo. Poi avremo Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe, che ha ammainato la bandiera europea, quindi cerchiamo di capire perché ha fatto questa scelta. E poi avremo Nicola Finco, anche consigliere regionale della Lega, per capire come si sta muovendo il Consiglio regionale in questi giorni. Quindi insomma esponenti importanti della società, della politica e del mondo produttivo, per approfondire sempre di più quello che sta succedendo in Veneto in questo periodo. Poi rivediamo cosa ha detto Zaia una volta finite le interviste, e poi abbiamo la famosa ora e mezzo di mantenimento fisico, che è molto, molto gradita dai nostri telespettatori. Ci scrivete in continuazione per ringraziarci di quello che vi proponiamo. Abbiamo dalle 16:30 il Pilates, poi il Tai Chi, la Zumba e la ginnastica dolce, quindi ce n'è davvero per tutti i gusti. Si può fare comodamente nel proprio salotto. Un po' di fatica si fa, perché altrimenti che mantenimento fisico sarebbe. Poi alle 18 andiamo a vedere e ad ascoltare e a seguire la messa in diretta dalla Basilica del Santo a Padova, una delle chiese più importanti della cristianità, visitata ogni anno da milioni di pellegrini, e chiusa il culto per naturalmente esigenze sanitarie. Noi con le nostre telecamere entriamo ogni giorno alle 18 nella Basilica del Santo e vi facciamo vedere la messa in diretta qui su Rete Veneta, e anche sulla nostra pagina, il sito di Rete Veneta, www.reteveneta.it, c'è lo streaming. Poi torniamo con la nostra informazione e andiamo a vedere questa sera Focus con il direttore Luigi Baccialli, che avrà come ospite, anche lui in Skype, perché questo è quello che facciamo in questo periodo, il presidente della regione Luca Zaia, per chiudere questa lunga giornata, l'ennesima giornata di emergenza. Adesso noi andiamo a sentire Marco Calaon, vediamo se riusciamo a raggiungerlo. Vi ricordiamo che tutti i collegamenti sono via Skype, quindi non è sempre detto che la rete regga il carico enorme di comunicazioni che si svolgono sul web tutti i giorni. Dobbiamo immaginare che qualsiasi cosa ci si mandi in questo periodo arriva via Skype. Vedo Marco Calaon e lo invidio molto, perché Marco Calaon è all'aperto, è in mezzo ai vigneti, e beato lui. Sì, buongiorno, sono il vigneto riflesso del sole, fatico a vedere se sono inquadrato giusto, perché... Sì, allora, Marco Calaon è il presidente del consorzio vini Colli Euganei, lo ricordo per i nostri telespettatori, e possiamo dirgli che è inquadrato perfettamente in questo momento. Lo sfondo è davvero bello, la giornata è fantastica, però mi pare di capire che il periodo per i viticoltori sia comunque complicato. Certamente è complicato per tutte le attività economiche. È chiaro, io lamento ciò che rappresento, e noi siamo fortemente preoccupati, perché se dividiamo in 3 le fasi di vendita di vino durante un anno, cioè sotto le feste di Natale, sotto le feste di Pasqua, e dopo il restante tempo fino alla vendemmia prossima, quello che era il potenziale mercato di Pasqua l'abbiamo perso, e quello che ci sarà dopo non sappiamo bene quanto sarà recuperabile, quindi preoccupazione per me.
Allora, prima di continuare l'intervista, un dettaglio tecnico perché credo che Marco Calaon abbia il dito esattamente sul microfono perché sentiamo molto ovattato. Eccolo. Va meglio adesso? Molto meglio, molto meglio. Allora, abbiamo Oh. capito che il periodo pasquale purtroppo è andato, che la situazione non è facile, ma prima delle notizie meno facili, diamo quelle più facili. Cosa si sta facendo adesso nei vigneti? Parliamo dei Colli ma in generale del Veneto. Si sta completando la piegatura dei tralci, ormai siamo quasi alla fine tutti quanti, concimazioni, lavorazioni del terreno per predisporlo ad assorbere le massime quantità di acqua durante il periodo piovoso che ci sarà, quindi tutti quei lavori che servono per mettere le piante nella condizione di germogliare e vegetare nel miglior modo possibile. Ecco, a naso che annata potrebbe essere questa, indipendentemente poi da tutti i risvolti coronavirus e marketing e vendita, l'annata proprio in vigna? Eravamo partiti con molto caldo, dopo è arrivato un po' di freddo, qualche piccolo danno l'ha fatto, ma non è questa la preoccupazione. Sembra che ogni anno ci siano situazioni che sconvolgono, invece Pasqua, come da tradizione, segna il passaggio dalla stagione fredda alla stagione calda, e anche quest'anno sarà così perché dalla prossima settimana inizieranno le temperature miti e quindi ci sarà un germogliamento più omogeneo che si era fermato in questi giorni a causa delle temperature fredde. Ecco, fin qua le buone notizie, le belle notizie, le notizie dalle vigne e adesso insomma le brutte notizie, tutto fermo, riuscite a gestire un po' quella che è la vendita con le consegne a casa, chi si è attivato per farlo, però in generale aprile ormai se ne va e forse se ne va anche maggio. Probabilmente sì, quindi è difficile vedere quella luce che tutti ci auspichiamo di vedere alla fine del tunnel e quindi bisogna anche avere il coraggio di prendere, come si dice, il toro per le corna e di pensare anche a strumenti importanti perché poi la vendemmia non è così lontana da un punto di vista, la prossima vendemmia non è così lontana da un punto di vista di mesi, passati 2 o 3 mesi bisogna fare i conti con quelle che sono le giacenze e capire cosa farne e come meglio utilizzarle. Presidente, le faccio anche una domanda che magari per i Veneti in generale è meno impattante, però per chi vive sugli Euganei è invece importante. La situazione dei cinghiali in questo momento qual è? Ma il periodo primaverile non è che arrecano danni sui vigneti, su queste cose qua, però il problema c'è e rimane. L'ultimo incontro che ho fatto al parco, gli amministratori raccontavano i numeri delle catture fatte lo scorso anno, che erano leggermente superiori all'anno prima, anche perché sono state ottimizzate meglio le risorse umane e tutto il resto. Però se il numero delle catture aumenta vuol dire che il numero di capi è in crescita e questa è una preoccupazione non in questa fase dove acqua e tutto sommato germogli sottoterra, tuberi ne trovano e quindi riescono a vivere anche dove stanno. Il problema diventa sempre l'estate, verso l'autunno, quando nei boschi non trovano più niente e quindi devono spostarsi verso le colture e lì fanno i danni. Ricordiamo per i nostri telespettatori che magari non hanno familiarità con i problemi dei coliugani che nel territorio collinare padovano ci sono insomma tantissimi cinghiali che creano immensi problemi a tutti i comparti e in particolar modo a quello vitivinicolo. Ma torniamo, facciamo... Prego, prego. Dopo aggiungo sempre che in ogni caso il cinghiale fa un danno al dissesto idrogeologico Certo. del territorio euganeo perché smontamenti e franamenti spesso sono opera appunto del movimento del terreno che fanno i cinghiali che dopo quei temporali e il dilavamento
scende la terra, scende sui fossi, riempie i fossi, salti di fossi, nuovi rii, nuove cose, quindi c'è anche questo aspetto che non è di secondo I piano. risvolti sono molteplici, è vero Presidente. Facciamo un passo indietro. Lei ha parlato di strumenti importanti di cui dovrete dotarvi al termine di questa emergenza. Di quali strumenti stiamo parlando? Cos'è che vi serve una volta che sarà finito tutto questo? Beh, allora se ci saranno giacenze nelle cantine, e ahimè purtroppo la sensazione è questa, e ci sarà la necessità di dare una destinazione a questo vino e darne una destinazione sperando di ricavarne anche un minimo di profitto per chi fa questa operazione andando verso una distillazione. Quindi già da ora bisogna predisporre il campo perché il vino è soggetto a tutta una serie di controlli, verifiche da parte di vari organi competenti, e se non ci sono autorizzazioni non è che si possono fare le distillazioni così ce le inventiamo tout court. Quindi autorizzazioni a livello nazionale, a livello europeo per fare queste cose, perché le prestazioni viniche devono essere indicate in modo corretto. Ripeto, ma cercando di trovare anche una giusta remunerazione a chi dovrà fare questa, ahimè, purtroppo operazione, e magari stiamo vedendo, studiando se l'alcol ottenuto può essere anche ottenuto per fare un disinfettante, tanto sappiamo benissimo tutti che questo problema del coronavirus riprenderà alla prossima stagione, e quindi ci sarà ancora la necessità di avere dei prodotti a base alcolica che servono per disinfettare, e se riusciamo a farlo riciclando un prodotto che fa parte della filiera italiana, meglio ancora. Oggi siamo importatori di alcol. Certo, sì, vediamo che c'è qualcuno che si sta convertendo proprio in questi giorni. Ci chiedono i nostri telespettatori, e poi la lascio lavorare perché sappiamo che comunque di cose da fare ce ne sono tantissime anche in questo periodo. Questo blocco della manovalanza, la difficoltà di trovare persone che lavorino in questo periodo, vale anche per voi la problematica che avete vigneti? Sì, specialmente le aziende più grosse, più grandi, con superfici più grandi, magari se valevano di manodopera esterna su appezzamenti esterni, c'è stato e c'è ancora un po' di caos. Per noi il vecchio voucher era il toccasana, purtroppo allora è stato esteso a troppi soggetti che ne hanno fatto anche un uso non corretto, e quindi Ricordiamo, poi sì. dopo è stato tolto. Magari ritornasse, perché specialmente oggi dove ci sono persone che probabilmente non troveranno più lavoro nel breve tempo, a breve termine, perché ci saranno camerieri, ci saranno altri soggetti che difficilmente troveranno collocazione nel breve. Attraverso questo strumento agile e veloce si potrebbe contribuire a dare una mano a creare lavoro e svolgere lavoro a chi serve. Assolutamente sì, speriamo che si possa sbloccare qualcosa. Allora, l'ultima cosa che le chiediamo è un appello da produttore, da presidente del consorzio, ai nostri telespettatori. Beh, l'appello è che dobbiamo continuare questa battaglia come lo abbiamo iniziato. Io parlo proprio da Vo, quindi da zona rossa, che ha iniziato assieme ai colleghi di Codogno la quarantena, fatta in modo anche violento, vorrei dire, perché vedere le forze dell'ordine era una cosa che faceva suggestione, controllare i blocchi, i varchi sulle strade. Però abbiamo visto che i risultati sono arrivati, quindi bisogna avere il coraggio di continuare in questa missione che ci siamo dati tutti quanti, di rimanere a casa. Dopo io mi rendo conto di essere soggetto fortunato perché posso durante il giorno lavorare qui dove sono adesso, quindi rispetto agli altri cittadini capisco che siamo dei fortunati, però dobbiamo farlo, e una volta fatto, dopo potranno venire tutti sui colli a divertirsi e fare quelle feste che abbiamo rinunciato fino ad oggi. E magari a bere un buon bicchiere di vino Ecco, dei quello Colli io lo do per scontato.
avremo fiumi di vino, Ci sarà modo di brindare. Allora, noi ringraziamo Marco Calaon, presidente del Consorzio dei Vini dei Coliugani, che dal suo osservatorio privilegiato, che invidiamo molto, almeno personalmente, vederlo in questa situazione, con questa bella giornata, insomma un po' lo invidiamo rispetto al luogo in cui siamo noi. Ci sentiremo di sicuro ancora, perché le notizie che arrivano dai Coliugani sono sempre importantissime. Grazie Presidente. Grazie a voi, buongiorno. Ringraziamo ancora Marco Calaon, quindi abbiamo sentito, questa è la situazione dei Coliuganei, più che una situazione di gravità nella fase delle colture, possiamo dire che è una situazione di gravità per le vendite, per chi il vino l'ha fatto e non riesce a smaltirlo. Sappiamo che ci sono molte iniziative anche nei Coliuganei per la consegna del vino a domicilio, ci sono tantissimi vignaioli che si stanno organizzando, c'è tutto sui social, basta andare un po' in cerca e tutte le informazioni ci sono. Naturalmente queste cose vanno fatte con il massimo rispetto della sicurezza sanitaria del periodo e ha detto anche Marco Calaon, ci incontreremo un giorno qui sui Coliugani, lì sui Coliugani, perché noi in questo momento siamo dall'altra parte del Veneto, per stare assieme, brindare e ricordare quello che abbiamo passato. Speriamo sia il prima possibile. Adesso, fra pochissimo, andiamo a sentire il sindaco Marco Schiesaro, il quale è già lì che ci aspetta, perché la sua iniziativa di ammainare la bandiera europea ha destato grande scalpore. Siamo in un periodo in cui lo dicono moltissime forze politiche, l'Europa non è proprio dietro l'angolo, non è così vicina come molti vorrebbero invece che fosse. Zaia ha detto solo pochi giorni fa che in questo momento stiamo parlando di un'Europa in catalessi addirittura, e diciamo che il fronte non è anti-europeista, perché non è la parola più adatta, è un fronte che è sempre stato europeista, ma al quale non piace questa Europa, è sempre più forte. Adesso andiamo a chiamare il sindaco Marco Schiesaro, vediamo se c'è. Voi vedete, noi facciamo tutto espresso, come si dice in cucina, si lavora così in questo periodo di emergenza, l'importante è raggiungere le persone, lo vediamo benissimo e adesso lo tiriamo qui nel nostro studio di Rete Veneta in modo virtuale. Sindaco, buongiorno e grazie per avere accettato di fare questa intervista con noi in diretta. Siamo in diretta su... Buongiorno a tutti voi e naturalmente a tutti i telespettatori. Allora, Sindaco, andiamo subito al dunque. A parte tutti i problemi che voi sindaci state vivendo, noi diciamo che siete un po' al collo di bottiglia fra i cittadini che sono sempre più preoccupati, spaventati, in ansia per il periodo che stiamo vivendo, e le istituzioni, quindi dal basso verso l'alto, fatte da filtro. Poi c'è la Regione, il Governo e c'è anche l'Europa. Lei in particolar modo ha scelto di fare un'azione molto forte dal punto di vista della comunicazione nei confronti di questa Europa. Sì, la scelta che abbiamo fatto a Cadoneghe è una scelta forte, devo dire anche coraggiosa, che arriva qualche minuto dopo aver ammainato, cioè messo a mezz'asta la bandiera tricolore alle ore 12 del 1° di aprile, cioè abbiamo voluto del 31 marzo, pardon, nel momento in cui abbiamo inteso ricordare che oggi non c'è più, chi sta lavorando, chi sta soffrendo, chi è in trincea e chi insomma si sta facendo in quattro per superare questa grande emergenza, questa crisi sanitaria che diventerà indubbiamente una crisi economica. Qualche istante dopo sono salito in municipio, sono uscito dal balcone e ho ammainato la bandiera europea con orgoglio, con coraggio, sicuro delle decisioni e delle motivazioni che mi portano e che hanno portato quindi ad ammainare la bandiera europea, con due cappi, con due lacci. Il primo è un laccio politico, il secondo è un laccio economico. Politica ed economia stanno andando, europea, stanno andando di pari passo e stanno mettendo in grave difficoltà il nostro paese e i popoli europei. Ecco, di cosa avremmo bisogno in questo momento, secondo lei, dall'Europa che l'Europa non ci dà?
Ma intanto l'Europa deve cambiare, non può essere un continente dove si parla solo ed esclusivamente di bond, di BTP, di BCE, di tassi di interesse, di banche, di finanza, di quanto deve essere lunga un cetriolo o di quanto deve essere larga una tendina. Bisogna cominciare a parlare di bisogni, bisogna portare al centro la richiesta di tante persone ad essere seguite, ad essere assecondate. Noi abbiamo una grave esigenza che è quella legata al bisogno economico, la gente ha fame, la gente deve mettere in tavola il pranzo o la cena e io non mi posso sentir dire dalla von der Leyen che ci dobbiamo arrangiare o che dobbiamo fare ricorso al MES oppure che dobbiamo continuare ad indebitarci. Oggi noi abbiamo bisogno, le aziende di liquidità e i cittadini hanno bisogno nei conti correnti di avere dei denari per poter spendere pronti partenza via, non hanno bisogno di chiacchiere, di promesse, hanno bisogno di cose certe e la von der Leyen, la Merkel, chi ha la pancia piena si deve ricordare i sacrifici degli italiani nel corso degli anni e quello che hanno fatto i grandi pensatori, i grandi statisti che dalla miseria europea del dopoguerra, Adenauer, De Gasperi, Schuman, Spinelli, hanno fondato l'Europa sulla solidarietà e sulla sussidiarietà, non sui bond, sui BTP e sulla banca centrale, perché l'Italia è stata fatta con le lire, non è stata fatta con gli euro. Oggi siamo in Europa, bene, ma questa Europa noi non la vogliamo, io non la voglio e la stragrande maggioranza di cittadini di Cadoneghe e di italiani non vogliono questa Europa, vogliono l'Europa che diciamo, ha dato vita all'Europa unita nel dopoguerra, negli anni 50. A proposito di cittadini, Sindaco, che cosa le chiedono in questo momento? Qual è la cosa di cui hanno più bisogno e naturalmente verranno da lei perché sappiamo che Sì. il primo punto di riferimento sono proprio i sindaci. I sindaci, sì, i sindaci sono delle sentinelle, sono il primo elemento di dialogo del cittadino con le istituzioni. Allora noi abbiamo già una platea conosciuta a livello comunale di cittadini che sono nella difficoltà, ma che questo gruppo di persone, questa platea si sta purtroppo ampliando perché sono persone che hanno perso lavoro, sono in cassa integrazione, magari solo una persona lavorava all'interno del nucleo familiare e la cassa integrazione speriamo arrivi, non si sa se sarà puntuale o meno e molti erano già a filo, a risico, come si dice, prima della crisi ed oggi piombano nella difficoltà. Ecco, noi dobbiamo far fronte, quando dicevo le chiacchiere oggi stanno a zero, perché chi viene a chiedere il pane, il latte, il buono, non gli posso raccontare dell'Europa, di Maastricht, dei cavilli, della burocrazia, degli avvisi. La gente vuole che io dia loro una mano e noi stiamo lavorando su due direttrici per dare una risposta corretta e concreta ai cittadini. Da un lato con i nostri uffici, il sociale, stiamo dando una mano per dare i buoni, noi abbiamo stanziato 85.000 euro nel nostro comune, pronti partenza via, liquidità pronta per essere erogata in buoni da 10, 15, 20 euro ai cittadini sulla base naturalmente delle difficoltà, chi ha anziani, lattanti, minori, personale, persone malate, persone affette da Covid, cassi integrati, disabili, infermi in genere. Si valuta anche la loro dichiarazione economica, cioè si deve avere non più di 5.000 euro nel conto corrente. Dall'altra portiamo la spesa a casa attraverso una grande alleanza con il mondo civile, lo Stato, l'amministrazione e le parrocchie. È nata veramente una sintonia forse mai vista, almeno penso a livello comunale. Stiamo ricevendo continui flussi di derrate alimentari, penso alla pasta, all'olio, al pomodoro, che arrivano in sala consigliare, primo centro di raccolta, e la parrocchia, secondo centro di raccolta, e siamo in grado di aiutare una volta alla settimana, un pacco alla settimana per ogni famiglia per i prossimi 2 mesi. È molto, molto interessante, ecco, questa è una cosa che raramente avevamo spiegato nei nostri servizi, vedere come funziona proprio la gestione dell'emergenza da parte di un comune. È stato davvero, davvero molto interessante. Adesso abbiamo detto quello che fanno i comuni. Secondo lei cosa dovrebbero fare invece la regione e il governo? Parliamo dei due scalini più su rispetto a quello che fate voi. Ma la regione e il governo, allora partiamo dal governo, il governo ha stanziato, appunto abbiamo visto questi 25 miliardi, quello che deve fare il governo è agire su due direttrici, il primo deve essere naturalmente le aziende, perché finora sto sentendo parlare, va benissimo, di aiuto naturalmente ai cittadini, quindi alle
penso ai cassaintegrati, ai disoccupati, eccetera, ma non dobbiamo ricordarci che dobbiamo dare linfa alle aziende, perché alla ripartenza, se le aziende non ripartono, non riusciamo a pagare redditi di cittadinanza, non riusciamo a pagare niente. Quindi noi abbiamo bisogno di non trovarci un giorno, e non troppo lontano, a dire che l'intervento è riuscito ma il paziente è morto, cioè che il virus è stato debellato, ma purtroppo le aziende sono morte. Quindi noi dobbiamo dare da un lato aiuto, e lo stanno facendo i comuni, ai cittadini, dall'altro dobbiamo dare linfa vitale alle aziende, prestiti a tasso zero immediati alle aziende per dare loro la possibilità di ripartire e dare la possibilità naturalmente con le tasse di pagarle più avanti. La regione, devo dire che tutto quello che sta facendo, penso stia facendo il massimo e al di sopra forse di ogni rosea aspettativa. Io penso a quante volte chiamo gli enti regionali quasi ogni giorno per sapere come stanno andando le cose, per se posso avere un aiuto, se mi seguono in una difficoltà che sta emergendo, e devo dire che trovo una pronta risposta nei limiti delle possibilità e dell'emergenza che sta coinvolgendo migliaia di cittadini veneti e della nostra gente, del nostro popolo. Però ora c'è bisogno del governo, e il governo deve andare a battere i pugni in Europa, perché in Europa ci sono i nostri soldi, ci sono le nostre tasse, c'è il sudore degli italiani. Allora io non posso sentirmi rispondere che quando chiedo aiuto mi presentano il MES, che è il meccanismo europeo di stabilità, vuol dire che se io ti chiedo 10, 20, 30 miliardi, l'Europa mi chiede di tagliare i dipendenti pubblici, di tagliare la sanità, di ridurre il trasporto, gli investimenti sulle ferrovie, e di tagliare i posti di lavoro, di non dare la cassa integrazione. Scusatemi, ma io queste risposte qua sono capace di darmene anche da solo. So anch'io che devo ridurre il personale pubblico, e lo sta già facendo lo Stato. Vi ricordo che il deficit italiano è all'1,9%, quindi di cosa stiamo parlando? E voglio anche ricordare che qualche paese europeo che sta al di là delle Alpi ha lavorato in avanzo di bilancio negli ultimi anni al 5,5%, quando a noi invece non chiedevamo lo 0,1 e andavamo a pregare in greco. Allora io quello che sto dicendo è che le regole devono essere uguali per tutti, e l'Europa non deve essere il giardino fiorito della Merkel dove impiantare i tulipani, che è il secondo paese europeo, l'Olanda, che è ostile nei confronti delle richieste di aiuto del nostro popolo, del popolo spagnolo, portoghese, anche francese, si sono resi conto che così non può andare. Quindi si tratta di non essere anti-europisti tout court, ma significa di dire che questa Europa noi non la vogliamo, perché se l'Europa della solidarietà e della sussidiarietà è Europa, vedrete che arrivano anche gli aiuti ai nostri popoli. Quindi si tratta veramente di rivedere, secondo me, gli equilibri. Io devo dire grazie, se posso, visto che so che sono tanti miei concittadini che vi stanno guardando adesso, anche perché ho informato della vostra trasmissione in edizione straordinaria, devo dire grazie e devo fare il segno del cuore a tutti i miei concittadini, perché abbiamo più di 100 volontari che in questo momento, in questi minuti, si stanno organizzando per portare via le derrate alimentari, per portare via i volantini, informare la cittadinanza che sta arrivando un aiuto da parte dell'amministrazione. Grazie a tutti i volontari, Protezione Civile, Ordine di Malta, Associazione Nazionale dei Carabinieri e privati cittadini che hanno un cuore grande e rendono possibile la solidarietà, perché lo dico a voi, che i soldi che ci hanno dato il governo, perché c'è il fondo A che sono i soldi nostri, il fondo B è la solidarietà, che a Cadone che non è arrivata una lira, perché noi abbiamo tutte industrie, gente che lavora, gente che paga le tasse, e quindi siamo al di sopra del livello di povertà nazionale, grazie a Dio, ma è gente che si rimbocca le maniche, quindi non è arrivata una lira. Ma se non ci fosse la solidarietà di centinaia di cittadini di Cadone, che io non sarei in grado di aiutare 200 persone, riuscirei a aiutarne sono 70, 80, quindi grazie. Allora noi ci facciamo volentieri tramite di questo ringraziamento che portiamo ai suoi cittadini, che sappiamo essere comunque molti che ci guardano, perché in questo periodo l'informazione è essenziale. Prima di lasciarla lavorare le chiedo però una piccola chicca, perché ci si dice che la notizia del suo gesto con la bandiera europea ammainata sia arrivato anche oltre i confini dell'Europa. Sì, è vero, mi hanno scritto dall'Ungheria, mi hanno scritto dal Sud America, mi hanno scritto una decina di minuti fa la RT, che è la Russia Today, quindi Russia Oggi, che è il canale televisivo più importante, è la RAI, come fosse la RAI italiana, e sta diffondendo il gesto di Cadoneghe di ammainare la bandiera europea in segno di protesta a milioni di cittadini europei di lingua russa e in Russia, per far capire che c'è
c'è una grande difficoltà e bisogna dire grazie alla Russia, perché avete visto gli aiuti che stanno arrivando dalla Russia, aiuti umanitari, pensate che arrivano dalla Russia, dall'Albania, da Cuba e non arrivano dalla Germania. Questo per farvi capire che questa Europa va cambiata. Con questo appello finale, allora, volevo dire al Sindaco, avevamo detto poc'anzi una cosa molto simile sul fatto che in questo periodo molte voci non sono anti-europeiste, sono anti questa Europa, così come è fatta. Ce l'ha Bravissimo, proprio confermato così. anche il Sindaco di Cadone, che ci saranno molti Condivido. temi di cui discutere alla fine di questa emergenza. Allora Sono noi d'accordo. ringraziamo Marco Schiesaro, Sindaco di Cadone, Grazie a per voi e questo. buon lavoro. Grazie Sindaco, la richiameremo di sicuro, ci faccia sapere se ci sono novità, se ci saranno altre iniziative da parte sua. Noi siamo qui, siamo in diretta tutti i giorni per raccontare l'emergenza coronavirus in Veneto e andiamo a sentire anche i comuni più piccoli, sentiamo Zaia, sentiamo il governo, sentiamo i comuni più piccoli per far capire ai veneti cosa sta succedendo. Grazie ancora. Grazie a voi di nuovo, buon lavoro. Ringraziamo ancora una volta il Sindaco, avete sentito un gesto clamoroso che è stato ripreso al di là dei confini dell'Europa, ne sta parlando anche la Russia, ne stanno parlando molti perché comunque sono molti sindaci che vorrebbero in questo momento ammainare la bandiera europea. Le polemiche sono fortissime proprio in questi giorni e vanno a sommarsi a un momento di grande difficoltà che stanno vivendo le famiglie venete. Noi siamo qui per informarvi, per farvi vedere tutto quello che succede, poi ognuno si farà una propria idea. Possiamo farci una propria idea, una nostra idea anche stando seduti sul divano per i prossimi minuti perché c'è la pubblicità. Ci vediamo qui fra poco.